Come vengono al pianoforte? Quindi Smoke on the Water al Ah, non lo so. pianoforte. No, tempo, perduto il tempo, piazza Navona come altri 100, giorni di vento, vento e fontane. Quando ero ragazzo ascoltai i dischi, quelli che mi hanno poi formato. Il primo si chiama Facing You, che è un disco di solo piano, in studio di Jarrett, credo del 71. Poi nel 72, 73, io cominciavo ad avere 12, 13, 14 anni, uscì Cold Concert. E quella è stata la base per tutti, perché è jazz, ma nello stesso tempo non si sa se è musica classica, se è new age, se è sperimentazione, no? Sì, ci sono tanti i pezzi che mi hanno formato, anche questo. Questo viene meglio al pianoforte. È accaduto che sono entrato in un'orchestra che stava a Livorno. Io fino allora conoscevo i Genesis, i Pink Floyd, ma ancora non conoscevo il jazz. E quindi questi signori mi hanno insegnato gli standard, da The Nearness of You di Carmichael, ma anche la musica soul, funk, di quella di Stevie Wonder. Quindi mi insegnarono il primo obbligato, che era Sir Duke di Stevie Wonder. Sai che Sir Duke l'obbligato è... Fa pensare, sai, fa pensare il fatto che per esempio un certo Dalton, Eddie Dalton, è primo in classifica in America ed è completamente virtuale. Sono usciti quest'anno oltre 13 milioni di brani su Spotify negli ultimi 6 mesi, creati con l'intelligenza artificiale. Secondo me la componente umana è fondamentale. Il computer è sempre musica robotica, si può fare un determinato tipo di musica, quella la dance e quella pop che sta girando adesso nelle nostre radio, nei nostri media, ma la vera musica è un'altra. Sorella mia,